È finita, è finita. E ci abbiamo. E ci abbiamo. E mi ha cominciato a ciabbiare, è stata dura. Ecco, lì, a noi nessuno ci regala niente. Sto paese ci ha messo proprio in difficoltà. Io non lo so se noi abbiamo troppo sottovalutato il Pisa, come io. È la prima volta però, perché io non sottovaluto nessuna squadra. Però non lo so, chissà capo che mi ha detto. Sta buono. Oggi o Pisa chiamiamo 4-5 palloni. Caspita, chi ci ha messo in difficoltà Pisa? Chi veramente ci ha messo in difficoltà? O l'abbiamo sottovalutato troppo? Però comunque resta il fatto che il Pisa ha fatto la sua bella partita. Noi meno, perché per esempio l'attaccante Jolan, come cazzo si chiama là, che non so, ci manca chiamare, ma per esempio con Jolan, vabbè, comunque mi avete capito chi è. Là, si il primo tempo, passava la palla a Fratama, quando stavano 3 contro 1, passava la palla. Fratama è sotto dai e avevamo chiuso il primo tempo 2-0. Sai, entra il secondo tempo, la squadra sta già un po' stonata. Infatti si era stonata col 3-1 e poi infatti si è ripreso un'altra volta quando ha segnato il 3-2. Di Lorenzo ha fatto una cagata, ha fatto che sì, c'è da dire che ha fatto una cagata, però non gli sto a mettere la croce addosso. Però là, capitato, voglio bene, la pigliò per loro. E auto in due cesse, non può fare quelle passaggi là. Auto proprio in due cesse, ma proprio in due cesse, tu lo sai, no? A cazzimmo che significa. Quindi là, che la palla auto in due cesse. Hai visto che ha fatto? Ha fatto pigliare gol. Comunque, importante sono i 3 punti. Stiamo annanzi solo, bella grazie a Dio. Nemmeno bentinare e quanti punti? E 2 punti. Mo' c'è il Milan. Mo' c'è il Milan. Mo' è una partita tosta pure là. Però io ho sempre detto questo, è una mia teoria e penso che è una teoria quasi di tutti. Tu vai più in difficoltà quando io con questi squadretti che stanno al penultimo posto e non con le squadre che effettivamente lottano per lo scudetto. Perché chi stanno, ahimè, c'è sto Milan, c'è sta pure Milan, come c'è sta pure l'Inter, c'è sta pure la Juve. Ma adesso, diciamo, per quadrare un po' la situazione dobbiamo aspettare verso dicembre per vedere un po', diciamo, le fasi. Però ovviamente il Milan, come noi l'anno scorso, avevamo solo il campionato. Il Milan ha vinto con l'Udinese fuori casa 3-0 e quindi mo abbiamo il Milan, ce l'abbiamo fuori casa se non erro, sì. Là mi fa risultati, ci dobbiamo almeno prendere qualche punto, ma mi fa risultati, se vogliamo mostrare che noi che lo scudetto che teniamo in piedi ce lo devono scucire col vero senso della parola, quindi non deve essere facile, non deve essere facile, quindi perciò mo col Milan capannocero quella, ma proprio sputa sangue, che stai? Portanto mo stiamo abbiati, stiamo belli solo noi, grazie a Dio, prima se qualcuno ci dei fastidi, mo ci abbiamo, ok? E mo veniteci a presto. Voglio forza Napoli sempre, perché tutto riesce calcisticamente parlando è munnezza e sicchino. E che bippo che fa? Ciao voglio e forza Napoli.